Sono arrivati questa mattina a Salemi 60.000 film. Si tratta di un piccolo tesoro raccolto in oltre 40 anni di attività dal collezionista coreano emigrato in America Kim Young-man, attraverso numerosi contributi provenienti da ogni angolo del pianeta. I film sono arrivati questa mattina da New York a Salemi e adesso la preziosa collezione di proprietà del comune siciliano. La renderemo fruibile e la valorizzeremo, spiega il primo cittadino Vittorio Sgarbi, già assessore alla cultura del comune di Milano. Abbiamo individuato anche la sede, vale a dire il Castello Svevo. Tutto sarà pronto per la fine di marzo. A seguire è nostra intenzione, ha detto il sindaco, mettere in piedi anche un festival del cinema indipendente. Un nuovo motivo di orgoglio per il sindaco di Salemi che durante la cerimonia ci ha rilasciato questa intervista in esclusiva. 55.000 film qui a Salemi, una bella storia. Pare che siano 60.000. Il gruppo dei 55.000 era stato ulteriormente integrato da Kim, quindi sono 60.000. L'effetto che fa nel vederli arrivare è che stiano tutti in questo container, perché il container conterrà una decina di persone, una ventina di persone, e ho fatto i conti ieri che vedendone 5 all'anno, 5 al giorno, ci vogliono 30 anni, quindi è bizzarro, non riusciamo a vedere. Qualcuno dovrà, Ippolito, per i prossimi 30 anni guardare 5 film al giorno, se ne vede 10 bastano 15 anni. Ho capito, ecco, da qui parte però qualche progetto ancora più ambizioso. Questo era per dire che lo spazio è piccolo ma la visione è grande e richiede un tempo molto lungo se noi volessimo prendere coscienza di quello che è arrivato. Io poi sono tutto meno che un cinefilo, quindi l'impazienza che mi contraddistingue mi impedirebbe di avere la possibilità di vederli. Alcuni li vedremo e li vedremo per campione, ma è chiaro che questo prova anche che Salemi è troppo piccola per questa impresa solitaria, e quindi da qui si aprirà un'azione che investirà tutta la Sicilia e tutta l'Italia, credo. Salemi diventerà un centro di emanazione di questi film che avranno, e quindi ho pensato di parlarne già con il presidente della provincia di Palermo, mi ha telefonato il professore che si occupa di comunicazione nell'Università Core di Enna, e quindi è interessante vedere che questa impresa fa diventare capitale della regione per il cinema Salemi e manda benefici e possibilità di utilizzo di questo materiale in molti luoghi e non soltanto qui, quindi qua potremo fare delle stagioni o delle settimane del cinema, ma potremo farne fare altrettante e su altri temi e per temi in altre città, e quindi questo mi pare un momento importante perché è la dimensione internazionale che assume Salemi dopo essere stata prima capitale d'Italia e che impone all'amministrazione regionale di guardare con molta attenzione a questa città per i progetti che sono stati proposti da noi, con un riscontro molto positivo da parte della stampa e di chi ci ha osservato, e per l'impegno di Olivero Toscani, che è particolarmente caro al Presidente della Regione, che quindi deve essere guardato come il sindaco di Salemi, come persona pronta a contribuire con un progetto Salemi a tutto quello che la Regione chieda per la cultura, e non soltanto per quella, per la tutela, per la conservazione, per la difesa del paesaggio. La battaglia per difendere il paesaggio è la vera battaglia contro la mafia, e combattere questa richiede che la Regione sia con noi, per cui mi pare importante che alla prossima BIT, visto che non è stato fatto quest'anno, Salemi sia al centro nella proposta delle attività istituzionali della Regione, con quello che abbiamo fatto e stiamo facendo, e per esempio con questa iniziativa. L'ultima edizione non era ancora arrivata questa, mi pare che di un solo film fatto da Sky questa materia possa essere sufficientemente competitiva per rappresentare un valore importante per tutta la Sicilia. Si parla anche di una collaborazione con il Festival di Venezia, quanto c'è di vero? No, la collaborazione del Festival di Venezia deriva dal fatto che l'ex presidente dell'archivio storico della Biennale, che è un mio vecchio amico, era informato di questa azione, di questa operazione, e si è dichiarato disponibile a lavorare con noi, quindi naturalmente poi se ne può parlare con Müller e con il presidente della Biennale. Immagino che nessuno possa essere indifferente a un patrimonio come questo, e quindi Venezia, che è la capitale del cinema, come in parte lo è anche Roma, o in competizione lo è anche Roma, ma anche Torino, un'altra
persona che è disponibile a lavorare con noi è uno dei guru del cinema, che è Enrico Ghezzi, e con lui Tatti Sanguinetti, quindi molte persone sono incuriosite di questo, come dire, capitale coreano-americano che è arrivato qua, capitale di idee. È chiaro che la Biennale di Venezia è il partner più emblematico, e d'altra parte avevamo già tentato nei fatti di collegare Venezia a Salemi con la proiezione dei Ladri di bicicletta restaurata, che io andai a patrocinare a Venezia, e il presidente del Casino ne portò qui la copia restaurata per proiettarla in quella parte di Salemi che è Gibellina, in senso letterale e materiale, perché Gibellina sorge sul territorio di Salemi, ma anche perché Gibellina è la parte più avanzata sul versante dell'arte di quest'area, è quella che ha dato con Ludovico Corrao testimonianze molto importanti davanti al mondo. Quello l'hanno fatto negli anni scorsi, noi possiamo continuare con il cinema e con altro a farlo da Salemi, ma la presenza di Gibellina è comunque un elemento importante, e proprio lì simbolicamente facemmo il primo gemellaggio con il Festival del Cinema di Venezia. Tanti auguri! Andiamo dal container, andiamo a fare una bottiglia laggiù. Eccoti qua.